Vorrei parlarti un attimo del come la meditazione può aiutarti a abbassare i sintomi, a curare quei dolori cronici che ti porti da diverso tempo. La meditazione prima di tutto non è un qualcosa che ti permette solo di rilassarti. L'obiettivo della meditazione per i dolori persistenti non è rilassarsi. La meditazione serve, quel tracciamento somatico che io insegno, serve per portare alla superficie qualsiasi emozione rimasta dentro il corpo, perché il problema dei dolori persistenti sono emozioni represse dentro il corpo, ansie, paure, preoccupazioni, tristezza, imbarazzo, tante cose. Quindi la meditazione ti insegna a stare nel qui e ora, accettare qualsiasi cosa arriva dal dentro il corpo alla superficie, e quando tu rimani in ascolto a qualsiasi cosa sta succedendo dentro il tuo corpo, quella emozione sfocia e si libera. Sembra un qualcosa di magico, ma questo è quello che accade in un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità, ha bisogno di trovare uno spazio, una sorta di pentola a pressione che bisogna aprire per far uscire questo vapore. E nel momento della meditazione tu hai l'opportunità di fare uscire quel vapore. Quindi non vuol dire semplicemente sedersi, chiudere gli occhi e aspettare di star bene. No, vuol dire semplicemente sedersi, chiudere gli occhi, sentire quel discomfort che c'è dentro di te, sentire quel caos, e non devi fare assolutamente nulla se non accettare quel caos, perché il nostro caos interiore è quello che ci crea il problema, e per troppo tempo abbiamo represso quel caos interiore, quindi non vuol dire sedersi e reprimere ancora di più quel caos interiore. Ci sono queste tecniche che ti insegnano a fare uscire tutto ciò che è rimasto dentro il corpo, portarlo in superficie, accettare e rimanere in quello spazio, e rimanere nel qui e ora. Questo è quello che vuol dire meditare. Spero che ho chiarito un attimo la situazione sul come meditare per stare meglio, e non sbagliare come ho fatto io per tanto tempo di sedermi e quietare la mente, perché quello è semplicemente un side effect, un effetto collaterale. Ok? A presto, ciao.